Buongiorno a tutti, stiamo per iniziare questo momento della cerimonia di matrimonio di Emanuele e Alessia. Invito a tutti che possono accomodarvi adesso in questo momento, se potete accomodarvi. E stiamo iniziando questa cerimonia. Questo momento è unico e speciale perché vogliamo chiedere le benedizioni di Dio per questo incontro e che si prolungherà per questo matrimonio. In questo momento stiamo iniziando questa cerimonia.
potete respirare bene, ok? O baci è dopo, non adesso. Quanto è bello stare assieme adesso. Potete continuare in piedi, non c'è nessun problema. Possiamo vivere questo momento con intensa gioia, matrimonio, gioia, allegria, non soltanto durante, ma soprattutto dopo. E oggi stiamo vivendo questo inizio di una storia. E noi in questo momento vogliamo pregare che le benedizioni di Dio possano stare in questo momento, in questa celebrazione, con questa intensa gioia, e che Dio possa benedirvi. Preghiamo. Nostro Padre, in questo momento vogliamo vivere questa esperienza con Te. Questo culto è la nostra offerta a Te. Benedici, oh Padre, tutto quello che staremo vivendo. Guidaci, oh Padre, in una lode, un'adorazione a Te. E che possiamo vivere, oh Padre, questa esperienza con una gioia completa in Te. E che Alessia e Emanuele possano vivere questo incontro, ricordandosi, oh Padre, di ogni passo che Tu hai dato a loro in questa storia. E oggi è una nuova storia che si inizia. E le Tue benedizioni e guida, Padre, possono essere con loro in questo momento e per sempre. E adesso, Padre, vogliamo adorarti. Grazie, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. In questo momento noi staremo cantando, adorando il nostro Dio, perché oggi sarà un matrimonio, una celebrazione, ma allo stesso tempo è un culto di offerta al nostro Dio. Staremo adorando, cantando il nostro Dio. Se volete stare in piedi, cantare, se volete sedervi, non c'è nessun problema, ma questo momento è un momento di grande gioia e di offerta al nostro Dio. Cantiamo, adoriamo. Dolce amica, sposa, amata mia, vieni e danza con me. Io ti amo, oh diletta mia, voglio stare con te. Ti ho vista venire verso di me, oh mia colomba. Il cuore mio rapito hai con uno sguardo. Dolce amica, sposa, amata mia, vieni e danza con me. Io ti amo, oh diletta mia, voglio stare con te. L'inverno è passato ormai, è primavera. E io però, e per sempre noi staremo insieme.
sempre con te. Starò sempre con te. Starò sempre con te. Lottiamo con la nostra fede e nulla ci resisterà mentre adoriamo. In mezzo alle tribolazioni il nostro Dio è il vincito, noi lo adoriamo. Vittorioso sei, nella tempesta stai, il tuo nome è infallibile, i regni crollano, il tuo trono sempre sta, il tuo nome mai cambierà. L'inferno non resisterà e nulla mai ci fermerà. Io ti adorerò. Le mura lui scuoterà, catene farà spezzar mentre adoriamo. Vittorioso sei, nella tempesta stai, il tuo nome è infallibile, i regni crollano, il tuo trono sempre sta, il tuo nome mai cambierà. Impetuoso, potente sei, Dio grande sei, regna in cielo, noi proclamiamo Dio potente sei, Dio grande sei, come un trono, impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei, regna in cielo, noi proclamiamo Dio potente sei, Dio grande sei. Vittorioso sei, nella tempesta stai, il tuo nome è infallibile, i
Questa è la nostra speranza, la nostra gioia, l'eternità con Cristo. E è quanto prezioso essere qui questa mattina e condividere le belle e grandi cose che o Senhor fa nella nostra storia. Cristo è la nostra grande speranza. E è interessante che eu vorrei oggi condividere di un brano che noi abbiamo un Cristo Gesù che noi dobbiamo imparare come Lui è. E Cristo Gesù andava di festa em festa, di festa em festa. Ou seja, abbiamo tanto uma ideia de que questo Gesù molto taciturno, nel silenzio, ma noi abbiamo un Gesù festaiolo. Perché o texto que eu vorrei oggi condividere con voi proprio era una festa di matrimonio. E é interessante que Jesus ali transforma l'acqua em vinho. E quando estava preparando questa mensagem, vedendo questo testo, sapete quanti litri di vino Gesù ha transformato dell'acqua in vino ali? Più o meno quanto? Circa 700 litri di vino. 1000 bottiglie di vino oggi, più o meno. Ok, Emanuele? Oggi 1000 bottiglie di vino, puoi immaginare? Ou seja, e é interessante de vedere questo aspetto della vita di Gesù che tante volte noi stiamo togliendo. Perciò un giorno di matrimonio è un giorno di festa, è un giorno di celebrazione, un culto al nostro Dio, un giorno di festa, di celebrazione. E o texto que eu vorrei condividere está em Giovanni capítulo 2, versetto 1 a 10, che dice così. 3 giorni dopo ci fu un matrimonio in Canà di Galileia, in Villorba, Treviso, in Canà di Galileia. E la madre di Gesù era lá. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù le disse, non hanno più vino. Versetto 7. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti. Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, adesso attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, ele non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono, tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora. 2 Corinzi 5,17, se uno è in Cristo, ele è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E collegare questo brano qua, tutti questi due brani, o interessante della nostra vita è questa trasformazione di Cristo e questo vino nuovo, che cosa rappresenta? Nella parola di Dio, parleremo tra poco, parla di questa grazia di Dio che trasforma la nostra vita. Perciò quando noi siamo in Cristo, ecco, tutto si fa nuovo. Una persona in Cristo vive questa esperienza della gioia, della pace, quello che Cristo ci insegna. Perciò il primo miracolo di Gesù è interessante che è successo in un matrimonio. Dentro di un matrimonio, dentro di una festa che tutti facevano ali, succede il grande primo miracolo di Gesù. Perciò un matrimonio è un miracolo di Dio. Puoi immaginare Emanuele e Alessia, una diversità molto grande dessa stare assieme. È un miracolo di Dio. Perciò stare assieme con il marito o la moglie dopo 10, 20, 40, 50 anni è un miracolo di Dio. Perché non è una cosa semplice convivere con una persona che è diversa. Perciò la bellezza della ricchezza di questo Dio è camminare con le persone diverse, stare assieme con queste persone diverse, vivere assieme, decidere assieme, sognare assieme, pianificare insieme. Uau! Tante cose che si deve fare assieme con due persone completamente diverse. Tu já avuto qualche conflitto nel matrimonio per una decisione, per un progetto, per un sogno? O solo io e mia moglie che tante volte stiamo ali num momento di una decisione? È normale questo! Ma noi dobbiamo sapere che dobbiamo imparare che un matrimonio è un miracolo e questa camminata assieme se diventa sempre un nuovo miracolo, un vino nuovo, prezioso, bello che Gesù ci insegna. Perciò che un matrimonio deve essere pieno di gioia non solo oggi, sempre. Un matrimonio deve essere una ricchezza di gioia sempre. Perciò che Gesù fa il primo miracolo in matrimonio per una festa, perché questa festa possa continuare tanti anni. Eu non so quanti anni saranno per voi, speriamo 60, 70 anni, io non vedrò, ma speriamo che possa arrivare, ma che sia sempre una festa ogni giorno. Perciò la festa in questo momento stava un momento critico nella festa.
mancava o vinho. Pode imaginar, porque o povo se mancasse vinho, per um italiano del Veneto se manca o vinho. Que coisa succede? É uma crise, ogni tanto. Não tinha o vinho, mas viene Jesus ali, prende l'acqua, transforma. E lì lui fa um vinho novo de qualità. O vinho novo, biblicamente, como abbiamo parlato, é um novo patto di Dio con gli uomini. È la grazia di Dio. Non è più quello vecchio vinho di una tradizione che non porta vita. Adesso c'è un vinho novo che riempie la nostra vita, la nostra storia. Quando entra um matrimônio, questo vinho novo transforma uma crise em uma festa. Nós não volemos celebrar a festa só hoje. Volemos continuar a celebrar questa festa sempre. Perciò o matrimônio deve essere fondato su questo vinho novo, sulla grazia di Dio, su questo prezioso amore di Dio. E quando o matrimônio è fondato su questa grazia di Dio, saranno delle feste ogni giorno. Il tuo matrimonio è una festa ogni giorno? Il tuo matrimonio veramente è un condividere con festa ogni giorno? E è quello che Cristo ci insegna. C'è un piccolo video qua che vorrei che poi potete vedere qua, di questo principio tante volte dell'inizio e la continuità del matrimonio. Ce l'hai lì, Matteo, il video? No sé cómo hiciste, pero en un segundo cambiaste mi vida, le diste un rumbo. Antes de tus besos todo era gris. Ahora cada noche quiero estar ahí. No sé si fue el destino, pura suerte, pero a tu lado quiero detenerme. Desde que te vi, todo es diferente. Eres el latido que mueve mi mente. No sé qué pasó, pero ahora lo entiendo. Tú eras lo que yo estuve buscando. Desde que te vi, todo tiene un sentido. Dejé el pasado y vuelvo a estar vivo. No sé qué pasó, pero ahora lo entiendo. Tú eras lo que yo estuve esperando. Sono delle fasi del matrimonio. E su queste fasi che vorrei camminare questa mattina con voi, di questo principio di un matrimonio che se noi non viviamo, non inseriamo questo vino nuovo, la grazia, o nosso matrimonio finisce. E é questo princípio que Dio ci insegna. E hoje eu vorrei lavorare questo vino vecchio e o vino novo. E o primo ponto si parla dell'amarezza e del perdono. Amarezza è una malattia triste. O vino vecchio è l'amarezza, la mia giustizia, le mie decisioni basate su di me. E o perdono è la giustizia di Dio, le decisioni basate sulla persona di Dio. E é qua che viene la crisi do matrimônio. Nella vita di coppia è tutto molto intenso, molto dinâmico. E sicuramente existe o ferire l'altra persona. E la sensibilità di uno è completamente diversa dell'altro. Tu já percepito que uma frase que tu dici ao teu marido ou à tua moglie, tu dici, ma è una frase semplice, perché tu sei arrabbiato, sei triste. Per me non cambia niente. Ma per l'altra persona è diversa. Uno è molto più sensibile degli altri. E io devo rispettare questa sensibilità. Perciò che tante volte l'amarezza viene e distrugge una persona. Perciò dentro di un matrimonio abbiamo una persona sensibile e abbiamo un ghiaccio, un freddo, che niente lo colpisce. Ma siamo diversi. C'è una frase che tante volte noi usiamo completamente sbagliata. Se io ce la faccio, perché tu non ce la fai? Questa frase non funziona, non esiste. Noi siamo diversi. Io sono in grado di fare certe cose, ma ci sono certe cose è con la mia moglie. E non posso neanche pensare come lei ragiona in certe cose, ma ci sono certe cose che lei non ce la fai. La vita è così, è questa diversità, noi siamo diversi. Perciò che tante volte inizia un conflitto dentro di una coppia e questo conflitto diventa amarezza. E questa amarezza distrugge la vita di coppia. È un vino vecchio, è la mia tradizione,
é o meu modo di pensare. L'amarezza distrugge qualsiasi rapporto. Tu já percepito che le persone si allontanano dell'altro per un problema di amarezza? E manca o manifestare questo vino novo, che è la grazia di Cristo Gesù, che è il perdono. Perciò noi viveremo tante volte dell'ingiustizia, e l'ingiustizia fa parte. Chi non vive ingiustizia qua? Tutti noi viviamo. L'ingiustizia fanno parte della vita. E dentro di casa noi subiamo dell'ingiustizia. E tante volte, ma questo non è giusto. Non è giusto umanamente, ma fa parte di un processo di Dio per maturare il rapporto di due persone. Perciò noi non possiamo permettere che l'amarezza possa occupare un posto nella nostra vita. L'amarezza contagia gli altri. Tu já percepito quando sei amareggiato, tu cominci a parlare ao modo tu verso i tuoi amici, i tuoi figli, la suocera, la mamma e o papà. E quando tu cominci a percepire, il tuo rapporto di coppia è finito. E quando tu cominci a percepire, il tuo rapporto con le persone è finito, perché una persona aveva un'amarezza che ha contagiato gli altri. Il rapporto con l'amarezza non funziona. Tutti noi sbagliamo, ma c'è un principio più alto. La giustizia di Dio. E la giustizia di Dio è molto più alta della mia giustizia. Quando io comincio a dimenticare della mia giustizia, io guardo la croce di Cristo e è lì che si vede la giustizia di Dio. Quando un Cristo Gesù che non aveva peccato si è fatto peccato per me, per morire al posto mio. E è lì si stabilisce la giustizia di Dio. E quando eu guardo questa giustizia di Dio, io manifesto il perdono. Perdonare una persona è una delle cose più belle che esiste. Perdonare o marito, perdonare la moglie, wow, è un sollievo. Perché lì si ricomincia una nuova storia, un nuovo momento, e è un vino nuovo e una nuova festa. Perciò un matrimonio è una festa di perdono e non un dolore di sofferenza, di amarezza nel cuore. Matrimônio é uma festa de perdono, é a graça do Senhor. É o perdono que unisce, é o perdono que guarisce. Questa medicina que Deus criou é maravilhosa, estupenda. É questa medicina que guarisce o matrimônio. Quante volte tuo marito e la tua moglie avevano sbagliato? E mancheranno di te, no? Ma lì quando entra o perdono, basta. Eu não guardo più questo. Eu ricordo quello che Dio Gesù fece per me. E o perdono mi stabilisce nova storia. Perciò il perdono è guarigione. E una persona che perdona sorride, vive. Una persona com amarezza come vive? Entra in una casa di una persona amareggiata e tu vedi, è un ambiente pesante, no? Entra in una casa dove c'è il perdono, è un ambiente felice. Matrimonio è festa. Imparatevi a perdonare uni agli altri. Emanuele sbaglierà tanto. E anche Alessia sbaglierà tanto. Fa parte della vita e così è la vita. Ma quando si manifesta il perdono, è Gesù che trasforma l'acqua in un vino di qualità, che è la grazia che manifesta-se no momento. Secondo ponto, um problema grave em um matrimônio é quando c'è l'apatia. Matrimônio com apatia é triste. É peggio di un matrimonio freddo. L'apatia é quando tudo sembra normale. Sabe quel matrimônio que já está lá há 30 anni, 20 anni e não c'è un novo? La vita con Cristo è una vita di avventura, dove c'è tutto nuovo. E è Gesù che inserisce. Attenzione nella normalità di un matrimonio. Questo è pericoloso. Uccide un matrimonio. Un matrimonio quando inizia un'apatia significa morto. Chi já ha fatto un elettrocardiogramma qua? Come è quando una persona è viva? Giusto, no? E quando l'elettrocardiogramma viene così, la persona è morta. L'apatia, o matrimonio è morto. Quando un matrimonio c'ha i punti alti, i punti bassi, c'è vita. E è così la vita di un matrimonio, un momento bellissimo, un momento difficile, un momento che si deve risolvere con pianto, ma ci sono momenti stupendi, belli, è un viaggio che non si dimenticherà mai, è un momento con un figlio, una vittoria, una conquista di un figlio, ci saranno momenti delicati, ma il matrimonio è così. E la vita è così. Io devo imparare in questo modo. Perciò che una vita con Cristo è piena di vita, è piena di novità, è piena di avventura. Quando o teu matrimônio está entrando em um momento de uma apatia, attenti.
cercate o Signore, questo vino nuovo, di inserire qualche nuova storia, per dare vita a questo matrimonio. Perciò un matrimonio è sempre qualcosa di nuovo. Quando o marito arriva a casa com fiori, quando o marito arriva a casa com bilhete de viaggio, quando o marito arriva a casa com una sorpresa e la moglie, che cosa ti è successo? Tu non hai fatto mai? Ma oggi mi sono ricordato delle promesse che ti ho fatto a 52 anni fa. Io vorrei darti oggi una novità. Wow, o elettrocardiograma vai su. E o matrimônio viene una grande gioia. E lì si vive um matrimônio di festa. E é questo che Gesù ci insegna. Perciò camminare con Gesù, tu vedi che è una camminata di fede. É um novo. O vinho vecchio é tudo quello tedioso, murcho, senza vita. O vinho novo com Cristo é novo, é belo, cambia a história. Terço ponto. O vinho vecchio é pieno di critica. O vinho novo é pieno di sostegno. La critica non arriverà adesso. Tra 20 anni comincia a arrivare. La critica non arriva adesso. Tra 25 anni e 30 anni comincia a arrivare. Perché è un periodo dove si conosce tanto la persona e quando noi cominciamo a pensare, ma da tanti anni che sono con questa persona, è sempre lo stesso. E lì comincia a venire la critica, perché mi sento già parte di quella storia. Perciò all'inizio di un matrimonio, non preoccupatevi, non ci saranno questi. Ma dopo comincia a venire. E qua che io devo imparare il vino nuovo. O vino nuovo è sostegno. Perché il mio marito e la mia moglie hanno i suoi difetti, i suoi problemi. Loro non riescono a arrivare a una certa situazione. È lì che io sostengo. Invece di usare la critica per uccidere quella persona che non riesce ancora a preparare una pasta asciutta, ele dice, no, io ti insegno, io sto con te. Ma se anche non riesci, io preparo per te. Perciò tante volte noi facciamo la critica a una persona perché manca questa esperienza con Dio di fare vedere la grazia e l'amore di Dio, il vino nuovo. È un sostegno a questa persona. Quando Emanuele tu vedrai com 25 anni di matrimonio, ma da quanti anni ho insegnato Emanuele e cura lui, continua a lasciare le scarpe qua e le scarpe deve essere là. Cominci a sostenere Emanuele e tu vedrai che la critica sarà sostituita per il sostegno. È lì l'amore. L'amore sostiene. La critica uccide. Perciò se noi siamo troppo critici, vedendo i difetti di un marito, della moglie, è un problema. Noi non possiamo vedere i difetti per criticare, ma vedere i difetti per essere un sostegno per quella vita. È un vino nuovo, è la grazia. Perciò che Gesù ha visto la mia situazione, Dio ha visto la mia situazione, che cosa Dio vide? Caio, poveraccio di Caio, io do mio figlio Gesù per morire in quella croce, per essere un sacrificio per Caio e che questa vita di Caio sia il mio sostegno e trasformo la vita di Caio. Quello che Dio mi insegna è quello che devo fare in un matrimonio. Alessia, tante volte tu devi essere il sostegno. Tante volte. E Alessia con Emanuele, io conosco un po' di più questo ragazzo. Tante volte. È prezioso. Si sostiene con festa, con gioia, con allegria. Perché adesso, Alessia, tu fai parte di Emanuele, Emanuele fa parte di te. È assieme. È uno sostenendo gli altri. E questo vino nuovo trasforma una storia. Perciò i primi anni sembra tutto bello, ma dopo comincia a venire un momento difficile. È lì il sostegno, è il vino nuovo, è la grazia. E l'ultimo punto, sono 45 ma vi lascio con 4, ok? Vino vecchio noi abbandoniamo, vino nuovo io non abbandono. Le mie decisioni sono per sempre. Davanti un ufficiale, io ho visto là a nervosità della battaglia, avete detto sì, sì. Oggi spero che potete dire novamente davanti a Dio sì. E questo sì è per quanto tempo? Per sempre. O vino vecchio pensa in se stesso. E se non è come io voglio, come io vorrei, come io desidero, io abbandono. O vino nuovo, io sono pronto a dare la mia vita per l'altra persona. E è lì que eu mantengo, é ali o ripartir. O nosso grande egoísmo é pensar em nós e abandonar a outra pessoa pensando a mim. Sabe quella storia che tante volte nós escutiamo? Sono mai stato felice in questo matrimonio. Io non sono felice, adesso basta. Já avete sentito questa frase? Io diverse volte. Tu non ti sposa per essere felice, tu ti sposa per fare l'altra persona felice. Avete capito?
Tu ti sposa per fare l'altro felice. Io non cerco la mia felicità perché non sono egoista. O egoismo uccide un matrimonio. Da oggi in poi avete preso una decisione pubblicamente davanti a Dio. La mia vita è per fare l'altra felice. E è lì che si riparte un matrimonio. Perciò il vino nuovo è una nuova storia. È pieno di grazia, pieno di Cristo. Perciò Cristo non vuole uscire di questa festa. E Lui entra in quel matrimonio per rimanere ancora più a lungo, più a tempo. Perché Lui in quel momento trasforma l'acqua in vino nuovo. Che è la grazia e moltiplica la festa. E che questa festa che stiamo vivendo oggi possiamo celebrare tra 10 anni, 40 anni, 50 anni, sempre. E non ricordarsi 1 febbraio 2026. È una festa che è iniziata. E con Gesù sarà sempre una festa. Amém? Possiamo continuare? Amém, Chiesa? Amém. Possiamo continuare perché adesso, penso che ho parlato tanto, no? Ma adesso noi vogliamo ascoltare poi 2. Wow, sono arrivati il momento delle promesse. Ok? È questo, adesso noi vogliamo qua vedere le promesse. Abbiamo le fedi qua. E queste fedi è una dimostrazione pubblica di un patto che state facendo adesso pubblicamente. Adesso entrerà in un dito, in l'altro dito, e questo rimarranno lì. Interessante che le fedi sono in questo modo, circolari. Non si sa dove inizia e non si sa dove finisce. Perché noi sappiamo che inizia oggi, non si finirà mai. Ma in questo momento vogliamo vedere i vostri voti, le vostre promesse. Comincia con Emanuele. Mia amata Alessia, signora moglie. Sono qui oggi di fronte a persone che ci conoscono da sempre e di fronte al nostro Dio per darti la mia vita, che sarà tua fino all'ultimo dei miei respiri. Oggi ricevo un delicato incarico e un grande privilegio, essere carne della tua carne, essere il sacerdote della tua casa, la nostra casa. Confido che Dio mi guiderà nell'amare e nel servire te, la sua figlia amata e preziosa. Vorrei poterti promettere una vita senza dolore, senza lacrime, una vita senza tristezza e senza momenti difficili. Vorrei poterti promettere una vita di serenità e di gioia in cui ogni giorno inizia con il sorriso e finisce con la speranza per il domani. Purtroppo non posso promettertelo. Quello che ti prometto è che ti starò accanto nel dolore, nella tristezza, nella malattia e nel lutto. Nella disperazione mi siederò accanto a te, dandoti il mio silenzio quando non avrò più parole da darti. Ti prometto che ti starò accanto, ti proteggerò, ti consolerò, ti spronerò. Ti prometto anche che vivrò al massimo con te. Ti prometto che riderò con te, danzerò con te, ti darò baci che non si potranno contare. Ti prometto che darò tutto me stesso affinché un giorno, da anziani, possiamo guardarci indietro, sorridere e riconoscere che abbiamo vissuto una vita piena e felice. Ti prometto che anno dopo anno ti prenderò per mano e ti riporterò alla memoria Castello Arquato, quel giardino, quell'anello e quelle promesse. Ti riporterò ad oggi, a questa chiesa, a queste parole. Ho molti difetti e limiti, ma ti prometto che non mi arrenderò,
e non permetterò a niente e a nessuno di spezzare ciò che Dio oggi sta unendo, nemmeno a me stesso. Infine ti prometto che ogni singolo giorno sarò grato a Dio e a te, perché sei una preghiera che si è realizzata e che si realizza ogni giorno. Mi hai stregato, anima e corpo, e ti amo, ti amo, ti amo. Ed ora in poi non voglio mai più separarmi da te. Ti amo, mia Alessia. Accetta queste promesse? Lei ha detto sì. Può darmi qua. Può inserire il suo dito. È giusto. Alessia, adesso è con te. Amor mio, per molte notti immaginare il nostro matrimonio mi ha cullata fino ad addormentarmi. Ho trascorso ore intere in questo giorno, attendendo il momento in cui avrei potuto chiamarti mio marito. Per un anno ho trattenuto il respiro ad ogni saluto, cercando di imprigionare nei miei polmoni il tuo profumo. Ho aspettato con impazienza di rivedere il tuo sorriso, di abbandonarmi stretta tra le tue braccia, custodendo con amore ogni regalo che mi ricordasse il tuo passaggio nella mia casa. Ho pregato il Signore di non dover più vivere simili attese e questa benedizione mi è stata concessa secondo il suo tempo perfetto. Ogni volta in cui faticherò a riconoscere l'amore di Cristo nella mia vita, mi basterà aprire la porta di casa e i tuoi occhi mi ricorderanno di ogni preghiera ascoltata. Prometto a te e al Signore che con ogni mia forza custodirò questa benedizione che mi è stata concessa. Mio Emanuele, ti prometto che avrai una lampada accesa ad accoglierti ogni sera e delle coperte calde a cullare il tuo sonno. Ti prometto che ad ogni passo io sarò il tuo sostegno, con fianchi cinti di forza e braccia robuste. Ti prometto che nella buona e nella cattiva sorte io sarò accanto a te e che potrai confidare in me senza temere l'avvenire. Ti prometto che mi lascerò guidare da te, ringraziando ad ogni passo dell'onore di essere tua moglie. E ti prometto che con gioia dedicherò alla nostra unione il costante lavoro che un artista riserva alla sua opera, ritoccandola ogni giorno perché diventi perfetta. Infine, ti prometto che il mio amore sarà paziente, benevolo, che non invidierà, non si vanterà e non si gonfierà. Ti prometto che con te soffrirò ogni cosa, crederò ogni cosa, spererò ogni cosa e sopporterò ogni cosa per tutti i giorni della mia vita. Ti amo. Accetta le promesse? Sì. Sarò misericordioso, può dare un bacio a lei adesso, non ci sono problemi.
Era solo un bacio. Ok. In questo momento noi staremo celebrando la cena del Signore. La coppia ha chiesto di che questo matrimonio potesse avere questa celebrazione. E noi staremo vivendo questa cena. La cena del Signore è per tutti quelli che credono in Cristo Gesù. Se tu non ti senti parte di questa chiesa, non significa che la cena non sia anche per te. Perché la cena è un'esperienza personale con Cristo. Se io ce l'ho Cristo nella mia vita, io devo partecipare. Noi celebriamo la cena del Signore con il calice, con il vino e con il pane, per ricordare Cristo Gesù, la sofferenza, il dolore per noi. Perciò loro hanno chiesto di celebrare questa la prima cena assieme come coppia. E adesso noi avremo dei diaconi che saranno qua davanti e due indietro lì. E se tu vuoi partecipare di questa cena, noi faremo un modo diverso oggi. Tu puoi alzarti, venire davanti e prendere con questi diaconi il calice e il pane. E dopo assieme noi staremo mangiando e bevendo assieme. Noi faremo questa esperienza unica come chiesa in questo momento. Così voi diaconi già potete prepararvi in questo momento, portare qua i vassoi. E noi abbiamo di un corridoio centrale, due corridoi centrali, qua non centrali questo, ok? Dove potete venire per questo corridoio e ritornare per il corridoio laterale, ok? Per avere un po' di ordine, così venite per quello centrale e tornate per quello laterale, ok? Faremo in questo modo, stiamo aspettando che loro possano venire già. Quelli che già sono pronti qui davanti. Ma dopo, c'è tempo. Ok, già sono pronti. Ok, potete stare un po' più qua, Jonas, ok? Daniel può rimanere là. Qui lì, Jonas, ok. Chi vuole partecipare della cena, potete già venire davanti e staremo celebrando la cena del Signore. Io mentre io starò consegnando alla coppia anche questo. Lui non aveva alcuna bellezza o maestà che potesse attrarci. Lui non aveva nessuna apparenza da desiderare. Fu rifiutato ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò per
Staremo celebrando assieme Emanuele e Alessia. Così voi potete prendere in questo momento un pane per te. Esatto. Uno per Alessia. Jonas, mi dà un aiuto qua, un pane qua. Grazie. Staremo adesso ricordando il corpo di Cristo in quella croce che soffrì per te, per noi. Così in questo momento possiamo mangiare assieme questo pane e ricordare il sacrificio di Cristo sulla croce. Mangiamo assieme. Adesso prendiamo il calice, il vino, e io lascerò questo per voi due. Così uno beve e dopo l'altro. E noi staremo bevendo adesso per ricordare il sangue di Cristo. Perché ricordare il sangue di Cristo è sapere che siamo stati purificati di tutte le nostre iniquità, di tutti i nostri peccati. Adesso possiamo arrivare alla presenza di Dio perché Cristo versò un sangue puro, senza peccato. E noi staremo adesso ricordando questo momento. Perciò Emanuele può bere, dopo Alessia, e noi possiamo bere assieme dopo che Alessia berrà. Beviamo noi. Grazie, Padre, per questo momento speciale e unico. Ricordare la cena tua, un sacrificio, un corpo trafitto, un sangue puro per noi. E grazie che possiamo celebrare in questo matrimonio e ricordare tutto quello che Gesù fece per noi sulla croce. Questo momento è tuo e grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Grazie. Grazie. Il diacono adesso passeranno per raccogliere i bicchierini, ok? Se volete. Adesso. Non posso dimenticare. La Bibbia. Noi come Chiesa di solito sempre consegniamo la parola del Signore. È la Bibbia. E noi consegniamo lo sposo, perché come Emanuele ha detto, lui è il sacerdote. La responsabilità spirituale di una casa, una famiglia, è dell'uomo. È tu che devi gestire spiritualmente la tua casa. È tu che devi essere il responsabile di portare la tua famiglia in una storia del vino nuovo, che è la grazia di Cristo. Perciò che tu possa essere veramente la persona forte nel Signore, guidata dal Signore, ad amare la tua moglie e la tua famiglia nel Signore. E che possa essere veramente pronto a dare la tua vita per una storia nuova che Cristo ci ha insegnato. E qua, nella parola del Signore, c'è tutti questi consigli che tu già conosci. Voi già conoscete benissimo. Ma tra la conoscenza e mettere in pratica c'è una strada molto lunga. E che Dio possa guidarti in questo. Come Chiesa stiamo consegnando a te la parola del Signore. Che Dio ti benedica, che Dio vi benedica. In questo momento staremo pregando, benedicendo questa coppia. Potete inginocchiarvi adesso, anche con la parola del Signore. Io invito a tutti a stare in piedi. Potete alzare le vostre mani, braccia verso di loro, perché vogliamo benedire in questo momento questa coppia, perché le benedizioni di Dio possano seguire sempre. Preghiamo. Nostro Padre, questo momento è unico e tuo. Ti ringrazio, Padre, che possiamo vivere questa nuova esperienza con te. La vita di Emanuele, la vita di Alessia,
la loro vita appartengono a te. Le tue benedizioni spirituali siano con loro, Padre, da oggi per sempre. Che questa camminata che loro vivranno possa essere sempre guidata dal tuo Santo Spirito. E le tue benedizioni spirituali possano sempre camminare con loro e per loro. Grazie, Padre, perché tu sei presente, lo Spirito Santo tu in loro. E che loro possano vivere una nuova storia di vita con te. Questa grazia, questo amore, questo perdono, questa guarigione in ogni cuore possa trasformare questo casamento sempre in una grande festa. E che Cristo Gesù sia sempre presente. Benedice Alessia, benedice Emanuele, con tuo Santo Spirito, no nome di Gesù, le tue benedizioni. Amém, Senhor. Amém. Que Deus vi benedica. Amém. C'è una musica che è? L'offerta, ok. E prima di uscire adesso noi avremo un momento di raccolta dell'offerta. La nostra chiesa sempre raccoglie le offerte e noi staremo ascoltando un cantico ou cantando questo cantico e tu puoi contribuire con le offerte. Saranno passando hoje, staremo non raccogliendo qua davanti, ma saranno delle cestine che staranno passando, ok? Così è un momento di offerta che noi facciamo, è la nostra vita, è la nostra consacrazione al Signore. Ascoltiamo, cantiamo e facciamo questo momento di offerta. E voi continuate ancora qua con me. Ok. Perché da Lui grazie a Lui e per Lui son tutte le cose. Perché da Lui grazie a Lui e per Lui son tutte le cose. Perché da Lui grazie a Lui, grazie a Lui son tutte le cose. Perché da Lui grazie a Lui.
Amém. Amém. In questo momento loro staranno uscendo. Sei venuto qua con la mamma e torna con la sposa. Che bello, no? E Dio fa questo. Oggi la mamma è felice, papà anche. Papà e la mamma contentissimi. Che questa giornata di festa sia per sempre. Ok? Vogliamo ringraziare in nome di Emanuele e di Alessia tutti voi che siete venuti qua oggi a condividere questo momento. È una grande gioia. Perciò loro staranno uscendo. Potete stare in piedi tutti e che Dio vi benedica. Emanuele e Alessia, che le benedizioni di Dio siano sempre con voi e che questo matrimonio sia sempre una grande festa. Potete camminare, guidati dal Signore. Attenzione, attenzione, attenzione! C'è una cosa importante! Io bacio! La via ti si apra davanti, con vento alle tue spalle, che il sole ti illumini il volto, che la pioggia cada soave nei tuoi campi, e anche quando ti sentire solo, che Dio ti avvolga nel suo amore la pace, inonde il tuo cuore finché non ci rivedremo, che Dio possa proteggerti. Che le gocce di pioggia sul viso con la brezza ti porta il sollievo, che le fatiche del tuo quotidiano non siano un peso al cuore tuo, e anche quando ti sentirai solo